come movimento ci hanno detto che loro sarebbero arrivati in Parlamento per cambiare le regole della politica, per aprirla come una scatoletta di tonno, per andare avanti da soli. Si sono alleati prima con noi, dopo col PD, con Renzi, con Leu, adesso con Mastella, Monti, Casini, Ciampolillo e adesso chi mancherà? Sia prima con la Lega che poi con chiunque altro vorrà affiancarsi a questo progetto di governo. Noi siamo rimasti fedeli al nostro programma. Secondo me il punto di rottura maggiore che abbiamo avuto col nostro programma è stato il momento in cui abbiamo approvato i decreti sicurezza di Salvini. Grillini che diventano democristiani per la Lega Nord, pentastellati che chiedono invece stabilità e responsabilità per sostenere gli sforzi del governo. E ancora, qui la democrazia parlamentare italiana si presta a due letture diametralmente opposte. Lo scontro tra ex colleghi in Consiglio regionale è andato in scena nel corso dell'edizione straordinaria di Antenna 3 di oggi. Spesso ci dite noi siamo quelli del reddito di cittadinanza, è vero, ma siamo anche quelli che adesso hanno messo in piedi il super bonus al 110% e qui al nord voglio vedere a quanti fa schifo questo discorso qua, avere la possibilità, diciamo, non dico gratis, ma quasi, di strutturare la propria casa. Gli altri partiti si affiancano a voi, siete voi che vi state affiancando a qualsiasi partito essere vivente che esista in Parlamento pur di restare lì. Molti obiettivi restano comuni, come la necessità di farsi carico dei ristori, di gestire al meglio la situazione sanitaria e la campagna vaccini, ma anche su questo le visioni sono ancora troppo distanti. E un governo forte in carica in questo momento farebbe una causa immediata a Pfizer e andrebbe a fare pressioni immediate in Europa affinché vengano riequilibrate le dosi che vengono mandate nel nostro paese. E invece il governo è impegnato in altri campi. Secondo me, a livello di comunità europea, che dovevano subito mettere in chiaro, ma forse non so se prevedevano uno scenario del genere, la possibilità, in caso che la Pfizer o chiunque altro non avesse garantito le giuste dosi, di poterlo produrre in casa. E se Palazzo Chigi è al lavoro in queste ore per consolidare la squadra, il centrodestra ha ribadito l'evidente fragilità dell'esecutivo, un dato che difficilmente convincerà Mattarella sulla necessità di far tornare a votare presto gli italiani. Gli italiani sono liberi, vogliono votare anche Forza Nuova e mandarla al governo. Liberissimi, la democrazia è fatta così. Non mi sembra che gli italiani siano proprio liberi di votare, perché ci state provando in tutti i modi a impedirglielo. E poi, insomma, vorrei far notare questo che non è è nelle che disponibilità del Presidente della Repubblica.